Audio Jungle. Settima giornata nel girone B del campionato di Serie C2 di calcio a 5. Siamo tornati alla palestra Gozzano per seguire la sfida tra Antenore Sport Padova e MM al Pozzo. Tutto pronto per iniziare. Antenore che scende in campo con una nuovissima e bella maglietta grigio-nera realizzata apposta dallo sponsor Antenore Energia e ovviamente dallo sponsor tecnico Macron. Una maglietta che celebra anche, diciamo così, il primo anno di attività di questa società, che lo ricordiamo è nata soltanto l'anno scorso ma ha già fatto partita gigante. Si parte Antenore in passaggio di palla con il capitano Federico Crepaldi. Si fa vedere ancora Bertotti, tanta libertà gli viene lasciata, doppio tiro rete, è il vantaggio, quarto minuto, segna Bertotti, ci ha provato praticamente 3 volte nel giro di 20 secondi. Certo, mi ha sorpreso un po' la scelta di lasciare libero Bertotti su calcio d'angolo. Sì, giocata comunque abbastanza studiata, con un taglio sul calcio d'angolo per creare lo spazio. Si è creato spazio centralmente, ma attenzione. Ancora Antenore, il tiro, il gol! Ha segnato Cinquino, subito il 2-0 dell'Antenore Sport Padova con Domenico Cinquino. Si mette subito nel migliore dei modi la gara per i ragazzi di Rodriguez. Invece che con il centrale, con un laterale. Attenzione al palo! Colpito da Ronchin, rimessa dal fondo, cambia poco perché ancora l'Antenore in avanti, il gran gol di Crepaldi sull'ottimo colpo di tacco che l'ha smarcato con la punta. Federico Crepaldi è andato a segnare sotto la traversa. Bertotti e Crepaldi che sono i due migliori marcatori fin qui della formazione in maglia nera. Bravissimo Grigio a recuperare il pallone, può andare all'1 contro 1, poi serve Carraro, ottimo il dribbling di Suola, salva Gaggiato proprio sulla linea. Bella però questa azione dell'Antenore. Prova il colpo di tacco Rios, poi la conclusione ed è il gol. C'è il gol del 3-1 sulla conclusione di Gaggiato. Ha segnato, se non andiamo visti male, sì, ha segnato Del Bianco. Si muove Cinquino, si muove anche Zecchinato, Carraro va da Cinquino che segna il gol del 4-1 al 28esimo minuto. Ancora una volta funziona lo schema a segno Cinquino ed è la sua doppietta, 4-1 Antenore. La rimessa ancora è per l'Antenore, attenzione alla disattenzione incredibile di MM al Pozzo, arriva il quinto gol e la tripletta di Domenico Cinquino. Furbo Carraro a vedere la squadra avversaria un po' distratta, Cinquino tutto solo ha segnato in pieno recupero il 5-1 per l'Antenore. Recupera Cinquino che prova un dribbling ma è fermato da Ronchin. Attenzione che ha spazio Rios, la mette in mezzo, il tiro e c'è il gol del 5-2 segnato da Ferro che trova quindi il primo gol di questo secondo tempo. 5-2, il gol è di Ferro. Poi il capitano Federico Crepaldi. Tiene il pallone Crepaldi, poi serve Bertotti che va via molto bene sulla sinistra, il tiro allarga troppo il destro, però è veramente una bella azione, che di solito gioca un po' di più, però raramente l'ho visto così tra virgolette agitato, anche se poi non è agitatissimo in panchina. Attenzione però la traversa colpita da Del Bianco, incredibile. Rischioso questo passaggio che però trova comunque Ferro che non riesce però ad andare in dribbling, 3 contro 1 il contropiede dell'Antenore. C'è Grigio davanti al portiere, il tiro, gol! Ha segnato Grigio al 20esimo minuto. L'Antenore Sport Padova trova il 6-2 con Alberto Grigio. E finisce qui, quindi arriva il triplice fischio dell'arbitro. L'Antenore Sport Padova ha battuto per 6-2 gli avversari veneziani di MM al Pozzo.